Mancano pochi minuti alle 13 quando i dubbi cominciano a diventare certezze, quando il nome di Luca Russo rimbalza in rete e la sua pagina Facebook si riempie di messaggi di cordoglio. È lui la seconda vittima italiana. La pachidermica macchina della diplomazia si attiva per cercare le necessarie conferme, ma più passano le ore, più le incertezze lasciano spazio al dolore. 25 anni, un diploma al liceo Brocchi di Bassano e una laurea in ingegneria a Padova in tasca, appare sorridente e sereno nelle foto, ancora inebriato dal successo e dalla felicità di chi ha bruciato le tappe. Di recente era riuscito ad avere anche un contratto di lavoro in un'azienda dell'Alta Padovana, la Fral di Carmignano di Brenta. Con la ragazza Marta Scomazzonna, anche lei bassanese di via Mutton, la scorsa settimana aveva fatto rotta sulla Catalogna, Barcellona la meta prescelta. Le Rambla, il luogo in cui combattere il caldo nell'assolato pomeriggio di giovedì, quando il furgone si è scagliato sulla folla travolgendola, l'ISIS rivendica l'attentato nella notte. Marta ha chiamato i familiari, è ferita ad una spalla e ad una gamba. Sono viva, ma non ho più notizie di Luca, ha spiegato giovedì ai familiari che ancora non avevano visto i telegiornali. La sorella di Luca, Chiara Russo, in preda all'agitazione, attanagliata dal panico, ha postato in rete un disperato appello: aiutatemi a riportarlo a casa. Luca è stato riconosciuto in uno dei video più cruenti girati da chi, impotente, ha assistito alla follia, è a terra, sanguinante. A casa del 25enne, dietro la stazione di Bassano, in via Largo per l'Asca, non c'è nessuno. Il padre è già in volo per Barcellona. I vicini di casa lo descrivono come un bravo ragazzo con cui non avevano però grandi rapporti. Rapporti di vicinato, basta. Lui abitava con il papà. Penso di sì. Una tragedia che ha inevitabilmente gettato nello sconforto la città e i molti giovani abituati ormai a pensare che Barcellona non sia così distante da casa. E sono cose che pensi sempre siano tanto distanti da te, e poi vieni a sapere magari che è morto qualcuno che comunque i miei amici erano appena tornati e dici potevo essere io 2 settimane fa.